Fiammetta Benetton conduce Eccellenti, storie che lasciano il segno, la nuova trasmissione di Delta Radio che racconta il territorio attraverso le storie dei suoi più noti ed iconici protagonisti. Eccellenti su Delta Radio. Eccoci, siamo in diretta adesso, sì, benissimo, ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo finalmente baciati dal sole dopo alcuni giorni di pioggia battente sul nostro Polesine e su tutto quanto il Veneto, ma proprio per questo motivo oggi avremo una puntata interamente dedicata alle case, o meglio, i centri servizi anziani che vengono dirette dal gruppo Gheron. Siamo in compagnia di Riccardo Mantovani. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Lui è il direttore di struttura una importante casa di riposo che è a Frassinelle. Allora, prima domanda intanto Riccardo, prima volta in radio per te? Sì, assolutamente sì. Prima volta, fantastico. Allora avremo queste 2 ore insieme in cui ci racconterai come funzionano le vostre case servizi, i vostri centri servizi, che tipo di servizi offrite alla cittadinanza, alla popolazione, ma soprattutto il vostro modo di fare ospitalità, perché voi, davvero avete una formulazione molto interessante, già solo a partire dal modo in cui nominate le vostre case di riposo, perché sono tutte quante dedicate agli importantissimi pittori veneti, proprio per creare un legame ulteriore rispetto a tutto il territorio. Allora, continuate a seguirci, oggi sarà una puntata veramente molto bella, perché parleremo del domani, del futuro, dello ieri, del passato, del presente, insomma veramente racconteremo un sacco di cose legate all'importanza di dare una corretta assistenza ai nostri anziani. Linea alla regia, ci risentiamo tra pochissimo. Ed è Riccardo Mantovani il nostro ospite di oggi, in questo finalmente assolato giovedì 23 maggio. Parliamo di anziani, parliamo di ospitalità agli anziani, quindi del nostro passato e del loro futuro. Lui è il direttore di struttura del centro servizi anziani Bellini, che si trova a Frassinelle, anzi l'unico centro polesano che viene diretto, che fa parte del gruppo Gheron, un gruppo molto grande che conta ben 30 strutture in tutta Italia e 6 di queste in Veneto, distribuite tra la provincia di Padova e la provincia di Venezia. Una caratteristica, Riccardo, da cui appunto partiamo, che avevamo annunciato anche ad inizio puntata, è proprio il fatto che voi avete nominato tutte le vostre case di riposo dedicandole a grandi pittori del Veneto. Questo è un legame ancora più forte con il territorio che volete Assolutamente instaurare? sì, è una delle caratteristiche che permette al gruppo Gheron di concentrarsi sul territorio dove va ad operare e dà anche una possibilità allo stesso territorio di essere conosciuto attraverso questi grandi personaggi. Quindi la struttura viene individuata con questo nome di pittore che ovviamente ha fatto la storia all'interno del Veneto in questo ambito. Quindi anche noi come Gheron ci poniamo l'obiettivo di farla e comunque di dare sempre un'assistenza molto radicata sul territorio stesso. Questo grande attenzione, grande sensibilità poi si riflette anche sul tipo di servizi che erogate alle persone che diventano vostri ospiti, che decidono di rimanere con voi. Ci fai qualche esempio? Beh, principalmente noi ci occupiamo di persone non autosufficienti. Nel nostro centro, il Centro Servizi Anziani Bellini, accogliamo persone sia con soggiorni di tipo temporaneo che anche con soggiorni di tipo indeterminato, a livello indeterminato, quindi c'è la possibilità di offrire cure ed assistenza a persone che hanno delle patologie anche croniche, attraverso una costruzione di percorsi e di progetti personalizzati anche, nonostante già la vasta gamma di servizi che andiamo a proporre, soprattutto nell'ambito socioassistenziale, veda garantiti tutta una serie di ambiti, da quello infermieristico a quello del socioassistenziale, il supporto psicologico, il supporto educativo attraverso attività di laboratori e creatività anche per far passare le giornate ai nostri ospiti, però legandoli sempre a qualche tipo di progettualità, ponendosi degli obiettivi di mantenimento di quelle che sono le principali funzionalità che ancora il nostro ospite mantiene, migliorarle e soprattutto poi concentrarsi anche sull'ambito dell'attività di fisioterapia. È un altro dei nostri punti forti, fare fisioterapia per mantenere attive le funzionalità dell'ospite. Quanto, complicato è aiutare i nostri anziani a mantenersi attivi e diciamo così, a continuare ad avere questi stimoli che poi prevedono anche una visione del futuro, no, del domani, perché senza stimoli ognuno di noi si spegnerebbe. Assolutamente, certo.
Noi abbiamo un personale che è altamente formato per fare questo, questa è una delle caratteristiche ulteriori del gruppo Gheron, investire molto in formazione del proprio personale proprio per garantire che situazioni di stimolo nei confronti di ospiti che magari arrivando in una struttura come le nostre, che sappiamo bene non essere casa, ma noi creiamo l'ambiente quanto più possibile prossimo alla situazione di casa, debbano essere stimolate. Devono essere stimolate nei modi giusti, portandole anche a sviluppare ulteriori, magari caratteristiche che si erano andate a perdere nel tempo. Quindi questa è un'altra cosa bella, insomma. L'inserimento in una casa di riposo di una persona che appunto viene allontanata, necessariamente dal suo ambiente conosciuto, dalla sua comfort zone, quanto complesso è? È complesso e vede quindi la partecipazione di tantissime figure, non soltanto all'interno della struttura, quindi quei principali professionisti, dall'assistente sociale alla psicologa, altre figure che, permettono di accompagnare la famiglia in questo tipo di scelta e dell'inserimento dell'ospite stesso. Quindi dapprima si fa un percorso con la famiglia, con i familiari che decidono di, optare per una scelta così coraggiosa e allo stesso tempo anche importante e successivamente si lavora al lato dell'ingresso nei confronti dell'ospite. Si costruisce un percorso con lui, si fa conoscere l'ambiente, le varie figure che se ne prenderanno carico e poi da lì inizia tutto il percorso. Riccardo, hai correttamente parlato di famiglia, perché essere ospiti di una casa di riposo non significa allontanarsi dalle proprie radici, anzi, forse addirittura consentire alla famiglia di vivere, in maniera più serena la quotidianità, sapendo che il proprio caro viene assistito e viene curato a 360 gradi e andandolo quindi a trovare, prendendosi cura di lui con, la mente più serena forse. È così? Tu lo verifichi anche sulle famiglie dei tuoi ospiti? Lo vediamo tutti i giorni perché comunque abbiamo tantissime visite dei familiari nei confronti dei nostri ospiti. Chiaramente, si cerca di fare il meglio possibile perché il loro punto d'incontro possa essere quello di un ambiente spazioso. Noi abbiamo un bellissimo salone al piano terra dove possono incontrarsi, molto luminoso, c'è la possibilità adesso con le belle giornate che ricordavi tu prima, una di queste è oggi, dove c'è la possibilità di godere di un grandissimo giardino esterno con degli spazi dedicati con un arredo apposito, quindi c'è la possibilità di far vivere di nuovo quei momenti che magari anche a casa, si venivano a verificare spesso durante la quotidianità. Quindi ecco, questa è un'altra cosa importante. I familiari stessi partecipano anche alle attività che andiamo a predisporre all'interno del nostro, centro servizi, attività con il nostro gruppo educativo, anche attività non solo ricreative ma anche di, stimolazione culturale, perché facciamo anche altri eventi di questo tipo e i familiari ne sono sempre avvisati e finora abbiamo riscontrato una bellissima partecipazione anche in termini numerici e non soltanto in termini anche di contenuti, Ci fai assolutamente. qualche esempio legato proprio a queste attività che voi organizzate per gli ospiti e per le famiglie? Allora, durante la settimana noi abbiamo comunque una serie di attività che viene predisposto dal nostro gruppo di professionisti dove, partecipano principalmente tutti gli ospiti. Poi ci sono degli eventi speciali dove praticamente anche le famiglie, nel venire a trovare il proprio caro, il proprio ospite all'interno della nostra struttura, possono, godere dei momenti, ludici. Abbiamo dei gruppi musicali che vengono a ricordare le canzoni di un tempo, quindi legati anch'essi al territorio polesano. Abbiamo dei gruppi che invece vengono a fare anche attività di, sorriso, come il gruppo del clown di Rovigo, quindi i Dottor Clown che vengono spesso, ormai sono ospiti fissi all'interno della nostra struttura, magari nel fine settimana è proprio il momento dove le attività vanno a concentrarsi diversamente, ecco che allora c'è bisogno di uno stimolo ulteriore. Abbiamo fatto anche una bellissima iniziativa che è stata quella a marzo del nostro mercato, il mercato al Centro Servizi Anziani Bellini, dove abbiamo Mh. avuto modo di ospitare più di 30 realtà del territorio e anche di quelli limitrofi e i nostri anziani hanno potuto fare attività di laboratorio coi bambini dell'infanzia, hanno fatto un giro attraverso le banche del mercato, come si faceva una volta insomma, ecco. Questo era lo spirito per esempio di alcune delle nostre iniziative, ne abbiamo tante altre, tanti altri progetti. Quindi proprio un modo di continuare a mantenere questi anziani legati al loro territorio, alle origini, alle passioni, ma mantenerli anche all'interno di una socialità che altrimenti sarebbe stata molto più complessa per loro continuare a vivere. Eh certo, esattamente. Un'altra delle situazioni che abbiamo avuto modo di riscontrare in termini positivi, per esempio, è stato quello di, attivazione del servizio di parrucchiera. Abbiamo trovato la possibilità, il nostro spazio è già dedicato, è uno dei servizi che andiamo a dare, la possibilità di avere 2 signore del territorio che sono venute attraverso, la loro attività a conoscenza del nostro centro servizi e hanno optato per, prestare l'attività professionale anche all'interno del nostro centro. Questo cosa ha permesso? Ha permesso alle signore, che erano quelle che andavano spesso dal parrucchiere durante tutto il Certo. fine settimana, di godere di un nuovo spazio come si andava una volta dal parrucchiere fuori. Il dialogo, il caffè, la situazione con un po' di musica, 2 chiacchiere, le battute, è molto bello.
Allora, adesso ci dedichiamo ad un po' di musica e poi ritorniamo proprio da qui. L'importanza di prendersi cura di sé e il modo in cui voi riuscite a valorizzare questa cosa nel vostro gruppo. Ed eccoci quindi ritornare in onda, siamo sempre con Riccardo Mantovani, direttore della struttura del Centro Servizi Anziani Bellini di Frassinelle, quindi stiamo parlando oggi di un'eccellenza del nostro territorio che permette agli anziani di proseguire la loro vita attiva anche all'interno di strutture che li accolgono lontani dalla famiglia, senza però sentirsi lontani dalla famiglia. Riprendiamo Riccardo, da dove avevamo lasciato pochi minuti fa prima di ascoltare queste musiche, tra l'altro molto dolci, molto soavi che ci stanno accompagnando nella giornata di oggi, ovvero l'importanza, per i vostri ospiti di prendersi cura di sé, di continuare a sentirsi attivi, proattivi e partecipi presenti all'interno della società. Ci parlavi di questi eventi che voi organizzate, quindi portate le persone all'interno della vostra struttura anche a Frassinelle per continuare a creare questo senso di comunità attorno ai vostri ospiti e poi questo servizio, il servizio di parrucchieri, io lo trovo veramente molto carino, molto interessante, una coccola in più, una coccola aggiuntiva e viene gradito, ci dicevi. Assolutamente, viene gradito e allo stesso tempo è proprio lo spirito dei nostri centri servizi, lo dice la parola stessa, è un centro, cioè deve essere un punto di aggregazione per tutto il territorio, fare in modo che il territorio entri all'interno della struttura, si creino queste sinergie, queste collaborazioni con le associazioni ONLUS, con le associazioni senza nessun tipo di preclusione, in maniera tale da poter dare ampie possibilità a tutti quanti di poter raccogliere un maggior numero possibile di persone che possono dare il proprio contributo a fare in modo di accrescere questo tipo di assistenza che, ripeto, non è solo sanitaria, ma è anche, di altro tipo come questa. Una serie di servizi che senza ombra di dubbio il gruppo Gheron ha messo a fuoco nel tempo. È un gruppo che ha una storia molto bella, molto importante, che nasce un pochino lontano dal Veneto, ma che poi ritorna in Veneto e, conta appunto, lo dicevamo a inizio puntata, 6 strutture solamente nella nostra regione, ma 30 in Italia, concentrate prevalentemente nel nord e nel centro. Hai voglia di raccontarci qualcosa in più del gruppo Gheron? Allora, principalmente il gruppo Gheron nasce negli anni '90 a Voghera, con un gruppo familiare. Sono 2 persone, Massimo il presidente Bariani e scusate, ehm, u e Un altro Massimo socio, sì? Massimo, scusate, i 2 fratelli Sergio e Sì. Massimo, che hanno cominciato a pensare alla necessità di dover dare una risposta a diversi bisogni del territorio, soprattutto in ambito socio-assistenziale. Da lì è cominciata la prima esperienza con la gestione di alcune strutture del territorio, per poi arrivare a spostarsi anche in realtà molto più grandi, come arrivare alla Comune di Milano, Mh. con le primi anni 2000, per poi successivamente espandere tutta l'attività dei servizi all'interno del nord e centro Italia, quindi arrivando anche in Veneto. In Veneto, come ricordavamo, sono 6 le strutture, del gruppo attualmente, l'ultima aperta da poco, ad aprile, il Centro Servizi Anziani Tiziano di Maserà di Padova e il Bellini a ottobre del 2023 con noi di Frassinelle. Quindi l'importanza anche poi di tutte queste strutture all'interno del contesto veneto, la prima, la più, anziana, chiamiamola Mh-mh. così, ma la più, storica, ecco, la più storica è il termine più corretto, è il Mantegna a Campodarsego e, poi successivamente nel, 2021 abbiamo aperto il Centro Servizi Anziani Tiepolo in San Martino di Lupari, per poi arrivare nel 2022 a, Vigonza con il Centro Servizi Anziani Giorgione e nel 2023 con il Centro Servizi Anziani Tintoretto a Pianiga. Dicevo, importante il legame con il territorio veneto perché qui il gruppo è stato seguito e le strutture sono state supportate e, assolutamente, avviate e, quindi radicate sul territorio da una figura molto importante che è la nostra referente dell'area Veneto, la dottoressa Silvia Molsoletto, che, ha investito molto del proprio tempo in questo tipo di supporto alla famiglia Bariani, al gruppo Gheron, dando poi dei risultati in termini molto, ehm, tangibili e anche, molto, concreti a quello che è l'attività e il livello di qualità dei servizi che danno tutte le strutture del Veneto. Lei è veneta, è di Padova, quindi
chiaramente ancora una volta il legame al territorio torna a essere una dei punti focali del gruppo e delle attività del gruppo qui. Certo, ancora più forte sicuramente. Mediamente quanti ospiti, riuscite ad avere all'interno delle Allora, varie strutture? al momento, Gruppo Gheron, su tutto quello che è il panorama, del centro nord di tutte le sue strutture, delle più di 30 strutture, copre la, possibilità di avere 4.000 posti letto, Mh, per quasi anche un impiego a fronte di questi 4.000 posti letto di 1.500 dipendenti. Quindi anche un grossissimo valore che viene dato alla possibilità occupazionale, quindi grosso indotto sul territorio anche dal punto di vista del lavoro e delle possibilità lavorative per gli operatori del settore. Mediamente, per esempio, possiamo parlare della, struttura media che, il gruppo Genon ha e sono 120 posti letto organizzati su più nuclei, quindi in maniera tale che così ci possono essere, assistenze molto più, consone a quello che è il tipo di bisogno che certo. necessitano gli ospiti, stanze con 2 letti, 1 letto, una stanza singola, insomma questa è la conformazione media del nucleo che si va a comporre. I servizi che voi offrite all'interno delle 6 strutture venete, quindi rimaniamo in regione, sono, tutti uguali, quindi abbastanza standardizzati? Ci sono poi delle possibilità di personalizzare i percorsi? Come funziona quindi? Partiamo da una situazione in cui c'è uno standard, perché comunque il gruppo Genon dà la possibilità a tutte le strutture poi di poter dotarsi di percorsi personalizzati assolutamente per quello che è sia il contesto territoriale, ma allo Mh-mh, stesso tempo anche quello che è assolutamente la caratterizzazione dell'ospite, il percorso di cura dell'ospite stesso. certo. Quindi assolutamente c'è la possibilità di costruire dei percorsi personalizzati che, variano da quello che è l'assistenza in ambito fisioterapico, fino a quelli di percorsi di supporto psicologico, fino anche a quello che sono progetti veri e propri, personalizzati, articolati in ambito della demenza e dell'Alzheimer. Quindi anche cose molto delicate, molto importanti che comunque vanno integrate anche con i servizi del territorio. Che tra l'altro è un tema estremamente delicato anche perché purtroppo, come leggiamo sempre più spesso dalla cronaca medica, i casi di Alzheimer si verificano anche in età molto giovani. Una volta eravamo abituati a pensare che l'Alzheimer colpisse solamente gli anziani e i grandi anziani, adesso invece lo riscontriamo anche in persone che sono semplicemente in un'età adulta, quindi attorno ai 50, 60 anni si iniziano già a vedere questi casi. Quindi senza dubbio un'azione come la vostra dà un grande supporto a colui che scopre di essere affetto da questa grandissima e terribile malattia, ma anche alla famiglia perché si sente valorizzata, supportata e se non altro aiutata. È assolutamente aiutata perché comunque come dicevo prima, il percorso che viene costruito sull'ospite vede la partecipazione della famiglia e i nostri professionisti, soprattutto il supporto psicologico, non è volto solamente a dare un supporto all'ospite all'interno della struttura, che comunque copre gran parte di quella che è l'attività di vita quotidiana dell'ospite, ma anche ai familiari. Quindi anche questo tipo di attenzione, di delicatezza, di trattare un tema così importante e così anche molto delicato. Ci fermiamo ancora qualche istante allora Riccardo se sei d'accordo e dopodiché ritorniamo in onda, magari parliamo del corpo dei collaboratori, dei dipendenti interni ed esterni che fanno parte del gruppo. Perfetto. Rientriamo quindi in diretta. L'ospite di oggi è sempre Riccardo Mantovani, direttore di struttura del Centro Servizi Anziani Bellini di Frassinelle. Ci ha raccontato un sacco di cose Riccardo in questa prima ora assieme. Abbiamo parlato delle eccellenze di questo grande gruppo, della loro storia, nati a Voghera, quindi in provincia di Pavia, poi hanno sopperito ad alcune mancanze anche territoriali, creando queste, strutture di accoglienza e di assistenza per gli anziani che oggi sono diventate 6 in tutto il Veneto. Riccardo, tu hai una storia professionale molto legata a questo mondo, a questo ambito, vero? Perché non è da molto tempo che sei entrato nel gruppo Geron, ma, questo ovviamente ti sta facendo crescere anche professionalmente, ma tu già arrivavi da strutture di questo tipo, è così? Sì, assolutamente è da poco che sono in Gheron, però comunque mi sono buttato a capofitto su questa nuova avventura. Il mio percorso formativo, professionale, comunque è partito da lontano, ma sempre con un'attenzione a quello che è stato l'ambito dei servizi alla persona. Dapprima nell'ambito dei servizi psichiatrici, con la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza del Veneto a Nogara, per poi spostarmi in un'altra struttura simile in provincia di La Spezia, in Liguria, in una nuova esperienza al di fuori dei confini veneti, per poi rientrare con, la possibilità di investire il mio tempo e la mia nuova formazione nell'ambito delle, strutture residenziali, con una prima esperienza in una casa di riposo in provincia di Padova. Quindi ecco, questo è stato un percorso sempre legato all'ambito, amministrativo gestionale di servizi come questo, che, con Gheron ha preso una nuova strada,
ricca anche di nuove possibilità, soprattutto in ambito formativo, perché comunque il gruppo è molto solido, molto importante, allo stesso tempo anche, permette una crescita continua dei propri dipendenti, dei propri professionisti. Quanta empatia e quanta, emotività bisogna mettere in un lavoro così delicato come il tuo. Moltissima empatia, spesso anche in situazioni piuttosto delicate bisogna sapersi districare in maniera molto, professionale. Quindi l'ambito emotivo è utile per comprendere la situazione, ma successivamente bisogna essere molto razionali per poter gestire al meglio qualsiasi tipo di situazione, che sia una situazione emergenziale, una situazione, particolare, oppure anche una semplicissima quotidianità che magari permette di poter vivere al meglio qualsiasi tipo di situazione all'interno della struttura. Grazie Riccardo, allora ci fermiamo ancora qualche istante per la musica e poi continuiamo a parlare, ma andiamo a fare proprio un focus specifico sulla casa di Frassinelle. Abbiamo da pochi minuti passato le 14, le 2 del pomeriggio, sicuramente molti di voi avranno ripreso la macchina, staranno ritornando al posto di lavoro, oppure dopo una lauta pausa pranzo si saranno già bevuti il caffè, cosa che invece io e Riccardo Mantovani non abbiamo ancora fatto e quindi poi chiederemo alla regia di darci un supporto anche in questo, perché ormai le regie, o meglio le energie, vedi che faccio anche errori, iniziano a vacillare. Però al di là di queste battute, la puntata di oggi è appunto dedicata al gruppo Gheron, un'eccellenza veneta, mi verrebbe da dire un'eccellenza dell'Italia del centro e del nord, perché le loro 60 strutture, o meglio 30 strutture scusate, 6 in Veneto ospitano, i nostri anziani, ospitano i nostri nonni e offrono loro la possibilità di continuare a rimanere connessi al territorio, alla società, di sentirsi parte di una comunità, integrando anche le famiglie. Abbiamo parlato dei tantissimi servizi che vengono offerti in queste 6 strutture venete, una è proprio qui dietro casa di fatto, perché a Frassinelle ed è la quinta che è stata aperta, un'ultima invece appunto una sesta di cui tra poco, ci parlerà Riccardo, e sono tutte strutture che offrono servizi tagliati su misura, mi verrebbe da dire. È così Riccardo? Sì, Sì, vero? sì, sono tagliati su misura, chiaramente in base anche a quella che è l'esigenza e il contesto territoriale in cui ci troviamo, quindi assolutamente sì, l'attenzione è massima a questo punto di vista. E allora se avete piacere di continuare a scoprire ciò che riguarda il gruppo Gheron e in particolar modo la, struttura, il centro servizi anziani Bellini di Frassinelle, ovvero il personale, le convenzioni, la possibilità anche di visitare la struttura nel caso in cui abbiate piacere di, portare qualcuno che amate particolarmente, potete farlo, ma soprattutto continuate a seguirci perché fra pochissimi minuti, quindi subito dopo la musica, avremo modo di continuare ad approfondire un sacco di temi. E quindi adesso linea al nostro Andrea che ci propone un pochino di stacco musicale, un po' di pubblicità e poi ritorniamo in onda. Ed eccoci quindi ritornati in onda. Ci siamo bevuti il caffè, Riccardo? Un po' sì. Un po' sì, un po' amaro. Po'. Però insomma stavamo parlando appunto delle tante opportunità che offre il centro servizi anziani Bellini di Frassinelle. Non solo opportunità per le famiglie e per i vostri ospiti, ma anche opportunità occupazionali, perché voi siete molto attenti al personale, sia interno che esterno, quindi sia ai vostri collaboratori, sia alle, attenzioni che vengono fornite all'esterno e, continuate anche a dare valorizzazione alla formazione, all'aggiornamento continuo. Sì, certo, è uno dei punti principali di Gruppo Gheron. Praticamente il personale è tutto alle dipendenze del gruppo, quindi, assunto direttamente. Ci sono tutte le figure professionali, dall'infermiere all'operatore socioassistenziale, al fisioterapista, fino a passare per il gruppo educativo e, quello di supporto psicologico. In questo senso ci tenta e si punta sempre assolutamente a mantenere un profilo molto elevato di quello che è l'assistenza in termini di qualità, e per fare questo c'è assolutamente, la necessità di dover investire in formazione. L'investimento in formazione è un investimento che spesso alcuni, vedono come un costo, invece è realmente un investimento per noi, perché comunque ci permette di formare al meglio i nostri professionisti, soprattutto per farli stare al passo di tutti quelli che sono i cambiamenti nel nostro settore, per poter dare le migliori cure possibili ai nostri ospiti e soprattutto al passo anche con tutti quelli che sono i cambiamenti. Parlando proprio di personale,
entriamo un pochino più nella puntualizzazione delle cose. Quindi hai citato veramente molte professionalità che sono occupate all'interno. Come vengono gestiti? In che modo? Che tipo di formazione viene fatta loro? Allora, principalmente comunque c'è già una formazione di base, perché comunque ognuno proviene Certo, da un percorso di studi che comunque chiaro. già fornisce una buona, situazione di partenza. Successivamente Gheron ha tutta la possibilità di supportare queste figure nell'accrescimento delle proprie capacità e competenze professionali, non solo sul campo, ma anche dal punto di vista teorico, facendo anche, investimenti in sessioni formative Mh-mh. proprio specifiche di settore, con anche l'illustrazione di alcuni progetti che possono essere utili all'attività che vanno a svolgere di assistenza nei confronti dell'anziano e, al tempo stesso anche la possibilità, per loro di, accrescere proprio tutto il bagaglio, culturale che, hanno necessità di avere per fare questo tipo di assistenza. Certo. Ci sono delle posizioni aperte? Visto che parlavamo prima Le di posizioni sono, aperte, nel senso che comunque, una struttura che parte, ha una serie di attivazioni per quanto riguarda il personale in, startup. Questo vuol dire che in base al numero di ospiti sicuramente c'è la possibilità di ampliare il parco dei dipendenti, anche in relazione al numero di ospiti che si vanno ad accogliere. Quindi il gruppo è comunque sempre attento a tutte quelle che sono le possibilità da accogliere sul territorio, eventualmente si fanno delle valutazioni e fino adesso abbiamo avuto dei buoni riscontri, anche perché comunque il territorio ha fornito delle persone, molto preparate. Noi, tendiamo comunque a, scegliere persone che vengano dal territorio proprio per dare questo supporto, ecco, che quindi torniamo a quello che dicevamo prima, non serve avere professionisti che vengono da distante, cioè bisogna farlo crescere il territorio. certo. Ecco lo spirito del centro servizi anche in questo. Prima finché eravamo in pausa mi dicevi che voi, preparate tutto, anche proprio la parte della cucina avete Abbiamo al interna. nostro interno il servizio di ristorazione con la cucina, abbiamo il nostro personale che prepara tutti i pasti tutti i giorni, avremo una grande capacità di preparazione dei pasti, quindi potremo un domani valutare anche la possibilità di, collaborazioni sul territorio, soprattutto con le istituzioni Certo, pubbliche. Ci sarà necessità di dover attendere magari questo, spazio, delle elezioni e successivamente potremo anche fare delle valutazioni insieme, perché noi certo. siamo disponibilissimi a fare questo tipo di, valutazioni. Quindi la cucina interna è un valore aggiunto Ah sì. perché permette di avere tutto preparato in maniera, all'istante, quindi, ogni pasto viene preparato con i tempi giusti, non ci sono spostamenti da dover effettuare da centri cottura, quindi ecco è un valore aggiunto con materie chiaramente, oltre che di prima qualità, anche di assoluta freschezza. Quindi questo permette di avere una filiera controllata, di dare Una agli fi ospiti anche un certo tipo di alimentazione corretta, bilanciata secondo le proprie necessità e quotidianamente, rivista e revisionabile. Assolutamente sì, in base a tutte quelle che sono le particolarità degli ospiti, ecco che dicevamo che si crea un percorso anche dell'ospite, anche nel tipo del, nella qualità di assistenza e di, Certo. ristorazione, perché comunque abbiamo un'ulteriore figura che è quella del logopedista, è un altro professionista che noi mettiamo a disposizione, che fa le sue valutazioni anche per capire quali possono essere le difficoltà dell'ospite nell'alimentazione, per quindi scegliere il percorso migliore da potergli fare intraprendere. Un'altra cosa molto interessante presso le vostre strutture è la grande attenzione che voi mettete al tema della sostenibilità, perché siete eco-friendly, siete green, pannelli fotovoltaici, quindi c'è proprio un mondo di attenzione e di valorizzazione anche alle tematiche più attuali. Sì, certo, questa è un'altra delle caratteristiche, soprattutto su quello che riguarda gli investimenti strutturali nella creazione delle strutture, perché comunque anche qui i tempi cambiano e c'è necessità sempre di stare al passo anche con tutte le nuove tecnologie, tutte le nuove possibilità che permettono di essere più sostenibili possibili. Si va dalla dotazione del parco fotovoltaico che abbiamo sul tetto della nostra struttura, fino a quelle che sono le possibilità di avere ampi spazi luminosi che garantiscono quindi un minor dispendio di energia elettrica, fino al fatto anche di avere tutta una serie di, attivazioni meccaniche per il ricircolo dell'aria che possa permettere anche un miglior, salubrità del posto per tutti i nostri ospiti, insomma. Quindi c'è sì un'attenzione assoluta a questo tipo di tematica da parte del gruppo. Che cosa significa essere, sotto questo profilo, indipendenti anche sotto il profilo appunto energetico, dell'approvvigionamento? È una cosa che viene percepita come favorevole dalle famiglie? Viene percepita assolutamente in termini favorevoli, anche perché comunque le, possibilità territoriali non mancano per poter sfruttare questo tipo di
possibilità. Quindi, quindi il sole, l'ampio spazio del verde, la Certo. luminosità, cioè la struttura si trova in un bel contesto, di verde, quindi non è nei grandi centri città dove ci possono essere delle limitazioni, e quindi questo può essere assolutamente un altro punto di forza per la struttura e anche per le famiglie stesse, che vedono un ambiente ben diverso da quello che può essere quello inserito all'interno di un contesto cittadino. Facci capire bene dov'è a Frassinelle, visto che non abbiamo nemmeno dato mezzo indirizzo. Allora, noi siamo a Frassinelle Polesine come comune, in via Libertà 320, è uno spazio dedicato interamente alla nostra struttura, c'è un ampio parcheggio per i visitatori e la nostra struttura è stata creata su una necessità che è stata rilevata dai sindaci all'interno della conferenza dei sindaci, e quindi anche c'è stato tutto un percorso che l'ha portata ad essere installata e costruita in quel contesto. È un bel contesto, nonostante sia comunque vicino ai vari centri, perché siamo a 10 minuti da Rovigo e Sì. siamo anche in prossimità dello svincolo del casello autostradale, quindi siamo anche molto prossimi a una viabilità molto, importante, anche come quella della Transpolesana per esempio, quindi siamo a ridosso dell'uscita con Villa Marzana, confinanti come comune, quindi è molto ben servita. Comodissimo e molto agevole. Allora, ci fermiamo qualche istante, ancora un attimo di musica, dopodiché parliamo anche della possibilità di visitarla, questa splendida struttura. Ed eccoci quindi ritornati in onda, siamo sempre in compagnia di Riccardo Mantovani, che è il direttore di struttura del Centro Servizi Anziani Bellini di Frassinelle, con il quale prima di lasciarci andare a un pochino di musica, abbiamo affrontato il tema del personale, quindi le tante opportunità che la struttura offre non solo per gli ospiti e le loro famiglie, ma anche appunto a coloro che lavorano all'interno, tutti quanti dipendenti assunti direttamente, che, hanno anche l'opportunità di continuare a frequentare dei corsi di, aggiornamento professionale per rimanere al passo con i tempi e per offrire quindi dei servizi su misura al cliente. È bellissima l'opportunità di avere anche la cucina interna, quindi tanti servizi che vengono offerti, Riccardo. E tra tutti questi servizi, diciamo, possono essere anche visti, dagli occhi delle famiglie che possono venire a visitare la struttura. Sì, certo, c'è la possibilità di venire a visitare la struttura, anzi a noi fa assolutamente piacere, perché in questo modo si può cogliere e vedere direttamente quello che è il nostro tipo di assistenza, il nostro tipo di attività e lavoro che viene svolto, soprattutto per gli ospiti e per le persone fragili. Noi abbiamo la possibilità di, avere una struttura che ha ampissimi spazi, sia comuni che, anche delle stanze, perché comunque noi ragioniamo su un numero di posti letto che, viaggia sui 120 posti, dove, sono distribuiti su stanze, doppie o singole, e, quindi su 2 piani dove ci sono, all'interno di ogni piano 2 nuclei e, raccordati al centro da un grandissimo spazio che è quello dell'area dove viene svolto il pranzo. Sono spazi molto luminosi con finestre che danno sul verde che circonda la struttura, quindi c'è anche un aspetto, psicologico che viene Certo. tenuto in conto in questo, perché comunque aiuta tutti quanti a godere di quello che è, lo spazio esterno, seppur visivamente, poi anche comunque la possibilità di avere un giardino interno che, con percorsi anche dedicati per le carrozzine, quindi anche per persone che sono, impossibilitate a camminare, possono comunque goderne, ehm, appieno. Abbiamo anche la, possibilità di vedere garantito all'interno di ogni stanza il discorso di climatizzazione e del ricambio d'aria. Noi abbiamo un sofisticato sistema di ricambio d'aria che permette il ricambio ogni ora per 3 volte. Dopo il Covid è stata una delle attenzioni, principali che è stata, messa a punto per fare in modo che ci fosse un miglior comfort possibile. Sono stanze dotate anche di, televisione, e in ognuna, sempre per il discorso anche del Covid, c'è la possibilità di avere l'ossigeno a muro. Abbiamo visto che, c'è la necessità spesso durante le ore notturne di vedere un supporto per le persone che quindi possono godere di un miglior sonno, una miglior qualità del sonno. Questa è un po' la situazione che, si verifica. Abbiamo altri spazi, abbiamo la palestra interna, Oh, dove i che nostri bello. fisioterapisti fanno e costruiscono i percorsi di fisioterapia dei nostri ospiti con, diversi attrezzi. Un'altra delle cose, importanti che è presente in tutti, gli spazi, dalla palestra ai bagni assistiti fino alle camere stesse, il sollevatore a binario. Il sollevatore a binario permette in tutte le stanze di
far sì che l'ospite venga movimentato dai nostri operatori in tutta sicurezza. È quindi un ulteriore, elemento qualitativo aggiuntivo a quello che è il servizio che andiamo ad offrire, rispetto a quelli che erano magari gli standard di una volta, dove c'erano i sollevatori, quelli che, a rotelle si muovevano per ogni stanza da parte dell'operatore. Questo è un grande valore per noi, perché comunque la qualità, del trattamento dell'ospite anche nelle alzate, nella cura, nell'igiene viene garantita in maniera molto più, professionale e anche molto più, agevole. Mi verrebbe da dire manca solo la pet therapy, ma immagino che con il grande giardino che avete qualcosina, qualche animaletto Sarà ogni tanto sarà entri. una cosa che assolutamente andremo uno dei progetti che andremo assolutamente ad attivare nei prossimi mesi, proprio per la disponibilità di spazio che abbiamo e anche perché già nelle altre strutture che abbiamo in Veneto ci sono già questo tipo di progetti attivi. Stiamo Meraviglia. individuando la, associazione, la possibilità, migliore che c'è sul territorio, proprio anche per avere comunque una garanzia di quella che è la formazione del Certo. personale che verrà a svolgere questo tipo di attività. Quindi anche questo è uno degli aspetti che già stiamo e abbiamo già messo in cantiere per i prossimi mesi. Meraviglioso, quindi portatecene notizie quando verrà attivato. Un'altra cosa bella da sottolineare è la questione del convenzionamento con, ULSS, quindi un valore aggiunto anche per le famiglie che ovviamente può dare un sostegno economico a chi ne dovesse aver bisogno. Sì, ecco, è un altro dei grandi traguardi che ci si era fissi fin dall'apertura, è arrivato alla metà di aprile. Il convenzionamento con l'ULSS 5 Polesana permette di, avere per le famiglie che ne hanno diritto, di quella che è la quota sanitaria da poter spendere all'interno della struttura, di un abbattimento di quello che è il costo della retta, quindi un sostegno economico, ma allo stesso tempo mantenendo sempre elevato il livello qualitativo di quello che è il servizio. Ci permette altresì di avere all'interno della struttura il medico convenzionato dell'ULSS 5, una cosa molto importante è avere il medico a disposizione che possa avere un percorso agevolato in quello che è la possibilità di predisporre situazioni di diagnostica, esami di laboratorio, approvvigionamento farmaci con l'ULSS stessa. Quindi questo è un'agevolazione per gli ospiti che, nonostante magari non abbiano diritto alla quota, comunque ne beneficiano perché Certo. comunque, fa parte dell'organizzazione e di quelli che sono i servizi che dà la struttura. Quindi un grandissimo obiettivo raggiunto che si sta sempre più e via via implementando e che quindi, ci teniamo che venga a essere conosciuto, visto che è un traguardo importante. C'è qualche sogno nel cassetto che voi avete per il centro servizi di Frassinelle? Ehm, quello più terra terra, diciamo che i sogni sono tanti, possono essere, sempre in cambiamento, in corso d'opera, eccetera, ma quello più grande è quello di vedere la struttura che si integra all'interno del territorio, che venga percepita come una, possibilità di un punto di appoggio per tutte le persone del territorio, non soltanto di chi ha bisogno del servizio di assistenza per i propri cari, ma che comunque funga da punto di aggregazione anche per tutto ciò che c'è sul territorio, perché è molto importante avere comunque esperienze da condividere all'interno della nostra struttura, da realtà diverse, da ambiti diversi. Noi siamo aperti a questo e questo è una cosa molto importante da tenere in conto, anche perché questo, ripeto, noi siamo volti sempre a quello che è il benessere dell'ospite, quindi questo lo aiuta e fa in modo che aumenti il livello di benessere questo. Senza ombra di dubbio. Abbiamo parlato quindi prima delle opportunità offerte al personale con alcune posizioni che sono ancora aperte e voi avete inoltre 120 posti letto che non sono ancora tutti occupati. Quindi ci sarebbe la possibilità per la popolazione di venire a visitarvi, conoscere, capire come viene strutturato anche il servizio offerto agli ospiti e quindi poi eventualmente affidarvi la persona che è più amata e che ha bisogno di voi. Assolutamente, c'è poi anche un dato che preme, dover, mettere sul tavolo, che la provincia di Rovigo è una delle province che è considerata a livello veneto quella con un maggior tasso di anziani presenti sul territorio Sì. e che prossimamente si avvicinerà ad avere un rapporto di 200 e passa persone anziane in confronto a 100 persone, giovani. Questo vuol dire che comunque servizi come il nostro saranno sempre più necessari sul territorio, ci sarà sempre necessità di dover supportare le famiglie nel percorso, di assistenza del proprio caro e quindi anche la possibilità della nostra struttura di vedere, l'apertura verso soggiorni di sollievo anche temporanei, quindi non solo soluzioni di carattere continuativo e definitive, ma anche soluzioni di sollievo temporanei di almeno 30 giorni che possono essere rinnovati nel tempo. Quindi anche questo, visto anche l'approssimarsi poi di periodi, particolari per tutte le famiglie, come possono essere quello estivo o altri, c'è la possibilità da parte nostra di poter dare un servizio di questo tipo. Quindi ecco, l'invito è quello di poter venire di persona a vedere, come funzionano i nostri servizi, a rendersi conto di com'è, strutturata
la nostra realtà e allo stesso tempo anche, farsi un'idea molto chiara di quello che può essere il percorso da poter intraprendere. Grazie Riccardo, noi ci salutiamo fra qualche istante. Rimanete con noi, un altro pochino di musica lì nella regia. Eccellenti su Delta Radio. E siamo quindi arrivati alla fine della nostra chiacchierata piacevolissima in compagnia di Riccardo Mantovani, che è il direttore della struttura del Centro Servizi Anziani Bellini di Frassinelle, questa bellissima casa di riposo dedicata a questo grande pittore. Grazie Riccardo per averci aperto le porte fantastiche, mi verrebbe dire, nel senso che legate alla fantasia di questa bellissima struttura che state portando avanti con grande capacità e con grande professionalità. La domanda che io faccio sempre a tutti i miei ospiti nel momento in cui sto per salutarli, per congedarli, è sempre la stessa, ovvero: se tu non avessi fatto tutto ciò che hai fatto nella tua vita, ovvero essere sempre inserito nel mondo dell'assistenza agli anziani, dell'assistenza psicologica, che cosa avresti voluto fare? Di sogni nel cassetto ce ne sono sempre stati molti, è sempre stato anche difficile scegliere tra quelli più vicini alla loro realizzazione. Però ecco, questo è uno dei percorsi che comunque mi sta appagando, mi sta comunque dando grandissime soddisfazioni e quindi direi che comunque ci siamo. Sei Sono soddisfatto? soddisfatto, Non avresti voluto assolutamente. diventare un astronauta o cose di questo tipo? Magari quello quando era uno ancora bambino poteva ancora avere questo tipo di situazioni. Magari è stata sì, nell'infanzia una delle possibili aspirazioni. Poi le strade Le ci strade hanno sono portato ad andate altre oltre, cose. esatto. Grazie mille Riccardo, grazie a tutti voi per averci seguito. Come sempre vi ricordo la possibilità di riascoltare questa puntata nel caso in cui abbiate piacere di farlo in replica domenica dalle 8 alle 10 del mattino, oppure di vederla anche con il supporto video su tutti i nostri canali social, sulla app di Delta Radio e sul nostro sito. Grazie Riccardo, grazie Andrea in regia, un buon proseguimento di giornata a voi e a tutti i nostri radioascoltatori. Noi come sempre ritorniamo puntualissimi giovedì prossimo alle ore 13.